C'è chi vorrebbe dividere le zone di allertamento della Liguria poiché considerate troppo estese, in particolare i bacini C, che unisce il Levante sino a Spezia, e il B, che mette insieme Genova e Savona. La teoria è che così le allerte potranno essere più specifiche e azzeccarci di più. Non è così per la Protezione Civile regionale, che spiega che suddividere ancora significherebbe identificare meglio qualcosa che è già poco prevedibile. Settorizzare troppo, dunque, rischia di vanificare il lavoro dei previsori. Certamente per qualcuno che vive anche di turismo piuttosto che di attività commerciali è chiaro che sapere se ti piove sopra la testa è un elemento fondamentale per organizzare il tuo lavoro, la tua giornata, le scuole chiuse e quant'altro. Ma purtroppo dobbiamo dire a tutti che allerta non vuol dire disastro. Allerta vuol dire che potrebbe accadere qualche cosa che in un quadro di un dato scenario di un territorio potrebbe causare delle criticità. Però quando uno identifica già un'area che potrebbe essere il centro Levante piuttosto che, come dire, un'indicazione geografica anche all'interno della nostra regione, io penso che abbia già fatto un lavoro straordinario. È chiaro, ciascuno vorrebbe la previsione precisa o un'allerta ad hoc per il proprio comune, ma la meteorologia è una disciplina impredicibile. Un fronte temporalesco, per fare un esempio, può spostarsi all'improvviso per il forte vento. Un territorio più ampio e omogeneo può dare una validità alla decisione. Al contrario, le regioni rischierebbero di diventare meno precise. Se noi andassimo a restringere le zone di allerta, ovviamente ci scontreremmo con l'onestà intellettuale di essere in grado di fare una previsione quantitativa, lo ripeto per la terza volta, attendibile. Perché più noi restringiamo il campo, minore è la nostra capacità previsionale.